Bene, sta appunto a cominciare la messa, sta arrivato Don Tottoni, non che bella la baracca, e non vedono bene sprovanne già di squadra del Samurra, già sente già in tanna creia, no che bel suo comitato che ha già preparato, in questo preparando al mese, in che sono cucchinan e quinto e cue, insomma tutto bene organizzato come intesi deve, insomma, ecco. Don Tottone già cominciano a preparare per la messa. Questa creia, sto vedendo, è una creia manna, veramente manna proprio. Una è stata in campagna, è stata un'unica navata, però è stata una creia metta manna. Aspettiamo che non comincia e qui no, intanto vorremmo vedere la spacca del Santo Ioanne, che era presentata. Questa qua della spacca del Santo Ioanne, no, è stata questa spacca tra Orone e Bizzi, contro il Siriano e Bizzi del Signore. È tanto allocata sul prefetto e così via, qui non posto d'accordo con la spacca tra Vizzi e Gorea, e in effetti è durata poco questa pacca, però insomma è stato questo evento storico. Questa è una statua del Santo Ioanne. Questo Santo Ioanne è giochetto un anzonello, io che te io che una ervecchia, ecco io che te la ervecchia. Tanto damos una teocracia da fuera. Ne ho gancato un'iscritta. Non bonaro ite batte scritto STFR più SC. Don Tottone Scamano. Abbiamo asciutto. Dai! La birra dopo, aio! Birrone, Okay. ma sei alcolizzato.
Acclamate il Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che solo il Signore è Dio, Egli ci ha fatto e non siamo soli, il suo popolo è prete del suo pascolo. Buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione in generazione. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per di tutti. Ora, stendo qualcuno disposto a morire per un giusto, forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di voi nel fatto che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. Se infatti, quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ci gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, grazie al quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Parola di Dio. Preghiamo. Grazie a Dio. Simone il Cananeo e Giova l'Iscariotta,
gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Parola del Signore. Accogliamo e facciamo nostro il messaggio che quest'oggi il Signore nel suo amore ci sta donando, chiaramente facendo riferimento alle letture di questa 11ª domenica del tempo ordinario, però anche pensando a San Giovanni che noi quest'oggi vogliamo festeggiare con l'impegno a ritrovarci il 24 proprio per il giorno della festa liturgica, proprio per la celebrazione della Santa Messa intorno alle 7 di sera. Ecco, il Signore che ci parla. Qual è il messaggio che leggo io in questa liturgia della parola? La certezza dell'amore di Dio. Amore di Dio che si rivela prima di tutto nella vicinanza. Il Signore è presente, il Signore è accanto all'umanità e il Signore fa sì ecco che questa umanità, tante volte stanca, affaticata, preoccupata da 1000 situazioni difficili, ecco, trovi serenità, pace, armonia, trovi la salvezza. Nella prima lettura è l'esperienza del popolo di Israele che ci viene ricordata. Israele è in Egitto, vive la situazione di schiavitù, di oppressione. Ecco, Dio si rende presente e lo libera. Dio fa sì che l'oppressione degli egiziani e del faraone trovino fine e Dio ecco accompagna nell'esodo il suo popolo fino alla terra promessa. Vicinanza di Dio che San Paolo ribadisce nella seconda lettura scrivendo ai cristiani di Roma, ricordando come al tempo stabilito Dio realizza il suo progetto e manda il suo figlio mentre ecco l'umanità viveva l'esperienza del peccato. Gesù viene, Gesù si incarna, Gesù ecco il volto umano di Dio. Dio Padre e puro Spirito, Gesù prende il corpo, le sembianze di noi uomini, proprio ecco per dirci che in noi Dio si rende presente. E Gesù ecco attraverso l'offerta di sé, del suo sacrificio sulla croce, ci redime. Nel Vangelo, bella l'immagine che San Matteo ci dona, descrivendo lo stato, la situazione delle folle. Dice, erano come pecore stanche, affaticate, senza pastore. Credo che anche se non siamo pastori di pecore, comprendiamo abbastanza bene l'immagine. Gesù, buon pastore che si prende cura di noi, suo piccolo gregge. E allora davvero viviamo sempre con questa certezza, che davvero sempre come nel nostro cuore abbiamo nella fede la sicurezza della vicinanza di Dio. Non siamo mai soli. Qualche circostanza, qualche situazione quasi ci porta alla disperazione, che non avvenga mai. Anche in momenti più tristi, più difficili, più sofferti, ricordiamoci, Dio è presente, Dio è vicino, e la sua presenza è per noi salvezza. Gesù manda in missione i 12 e abbiamo sentito ecco, qual è il loro compito.
il suo popolo nella conversione, perché ecco, possano accogliere nel modo migliore il Messia. E anche a noi San Giovanni, come 2000 anni fa, ripete le stesse cose: convertitevi. Dobbiamo convertire il nostro cuore a Dio, dobbiamo convertire al Signore la nostra vita, dobbiamo allora accogliere Lui, vivere come Lui, sapendo che davvero Lui ci ama. Un'ultima sottolineatura: avete certamente notato come San Matteo dice che Gesù prova compassione nel vedere queste folle. Per noi la compassione è un po', non dico significato negativo, ma quasi. E il poverino, lo stinetto, se andiamo a vedere l'originale, sta a dire, relazione con una presenza che non si vede. Solitamente la parola compassione nell'ebraico viene utilizzata per esprimere il rapporto di amore che lega la mamma incinta con il figlio che è ancora in piedi. Bambino non c'è ancora, stai capendo, però ecco, la mamma, sono delle mamme qui, quanto lo ama, quanto gli vuole bene, nonostante che ancora non ci sia. Ricordiamoci, il Signore ci ama in questa maniera, anche se non lo vediamo con gli occhi, non lo sentiamo con le orecchie, ci sembra che Lui è con noi, Lui ci ama, Lui davvero prova questa compassione per noi, cioè questo amore. Affidiamo i sentimenti del cuore a San Giovanni Battista, che sia davvero con Lui a intercedere per noi. Ci alziamo in piedi e preghiamo la professione della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce. Proviamo.